Sono iscritto su tanti siti con annunci immobiliari e mi arrivano le notifiche appena pubblicano l'annuncio. Io cerco di chiamare subito, ma mi dicono, c'è sempre questa risposta che è un po' strana, mi dicono la collega che si occupa di questo appartamento però adesso è occupata e ti possiamo richiamare, però ci deve lasciare il numero e il nome. Io dico per il nome devo fare spelling perché è un po' complicato da pronunciare. Dopo aver fatto lo spelling rispondono o che l'appartamento è già stato preso oppure è stra richiesto anche se è stato pubblicato 30 secondi fa. Ero un po' scioccato anche, dico ma come l'avete pubblicato 30 secondi fa? Questa la denuncia di Matt Evans, regista e videomaker con esperienze internazionali nel suo curriculum. Ucraino d'origine e in Italia da quasi 10 anni, ha un lavoro e un reddito, ma non riesce ad affittare una casa. Uno dei miei lavori è stato proiettato alla Mostra di Cinema di Venezia, con un altro sono stato chiamato a Porta da Bruno Vespa ed ero scioccato davvero di non riuscire, cioè, finalmente sono arrivato a quel punto di poter permettermi di affittare appartamento da solo, ma non riesco a farlo. Dopo il caso della ragazza di origine marocchina che non riesce a trovare una casa per via del suo nome, un altro caso di discriminazione. Apertamente nessuno ha detto a Matt Evans, che all'anagrafe si chiama Gennady Kravchenko, che non gli viene affittata la casa per via della sua origine. Trovavano delle scuse un po' particolari, da lì capivo ovviamente perché cioè, parlavamo nel modo abbastanza gentile, era tutto perfetto, fino a quel momento quando pronunciavo il mio nome.